Rivolgo soprattutto l'appello a tutte quelle persone che negli anni del passato, fino a 20 anni fa, hanno prestato servizio all'ospedale Guicciardini e a loro chiedo di rendersi disponibili per dare una mano. Ne ha bisogno il territorio, ne ha bisogno tutta la regione, quindi sono sicuro che risponderanno all'appello queste brave persone volenterose che hanno sempre dimostrato un grande attaccamento all'ospedale Guicciardini. L'appello è accorato e arriva dal sindaco di Valdobbiadene perché il Guicciardini possa fare la differenza nella battaglia contro il Covid. I posti letto sono pronti dalla scorsa primavera e in queste ore sono arrivate anche delle bombole di ossigeno a supporto dell'impianto interno. Non si tratta, sia chiaro, di terapie intensive o subintensive, ma di postazioni comunque equipaggiate per curare pazienti con sofferenze respiratorie. Qui nel vecchio ospedale già da lunedì si potranno ospitare decine di pazienti, ma è corsa contro il tempo per recuperare personale. Una buona notizia è arrivata in queste ore. Proprio in questi momenti ho avuto notizia che 7 allievi infermieri che si laureano in questo periodo, che sono qua della zona, hanno accettato di poter venire a lavorare qua, quindi da domani faremo con loro un contratto e quindi è importante che anche i giovani hanno dato questa risposta. In sopralluogo con il sindaco e il presidente dell'IPAB anche Rita Zago, infermiera storica del Guicciardini, prossima alla pensione. Mancano 3 mesi, ma prima ci sono una squadra da coordinare e un messaggio da lanciare. È bellissimo fare questo lavoro e quindi io spero che ci siano tantissimi giovani che abbiano la voglia di fare questa professione, perché non è degradante, ma è una professione eccezionale.